Sarà inaugurata a Palma di Montechiaro il prossimo 21 settembre la nuova biblioteca comunale di Piazza Matteotti. L'edificio è stato ristrutturato nel 2006 e precedentemente era destinato a una scuola. Adesso sono stati liberati alcuni tramezzi per adibirla a nuova biblioteca comunale del paese del Gattopardo. Oggi con non poca emozione abbiamo visitato un luogo davvero bellissimo e che la città potrà vedere, vivere da qui a qualche settimana, e ora vi daremo pure i dettagli. Questo è un progetto che dimostra ancora una volta come questa amministrazione, grazie alla collaborazione di tutti, gli assessori collaboratori, ai consiglieri comunali, ai miei dirigenti e a tutti i dipendenti comunali, stia lavorando e abbia lavorato con notevoli risultati nel recupero del tempo perduto e in quel processo di rinascimento e rinascita che stiamo portando avanti da 8 anni. Qui ci fu un intervento alcuni anni or sono, grazie, vado a memoria, al questore Zito dell'epoca, e l'ex Casa del Fascio subì una prima operazione di restauro e di nuova funzionalizzazione. Peccato però che, finito questo intervento, negli anni successivi non trovò mai la sua naturale inaugurazione e apertura, quindi fu un gioiello creato e messo da parte con il rischio che lo stesso potesse danneggiarsi o da operazioni di vandalismo o dalle naturali intemperie. Grazie al finanziamento che abbiamo ottenuto con il GAL per l'atelier multimediale siamo riusciti da un lato a creare degli spazi moderni e immersivi dove i nostri concittadini, ma anche i turisti, potranno fare un viaggio nello spazio e nel tempo, nella storia della nostra meravigliosa città, ma anche a rimettere a posto ciò che era necessario per far diventare finalmente il centro era la nuova biblioteca di Palma di Montechiaro, che attualmente la biblioteca Giovanni Falcone è ospitata a Palazzo Ducale. Come lei avrà avuto modo di vedere, parliamo di uno spazio ampissimo, di un intervento dal punto di vista architettonico davvero meraviglioso, dove si riesce a coniugare l'architettura moderna con la storia secolare dei monumenti che abbiamo accanto. Ci sarà una sala convegni davvero meravigliosa che si affaccerà su questa meravigliosa piazza, altresì restaurata e rigenerata. Questo è un intervento davvero di rigenerazione urbana e sociale che si innesca in quel processo che è iniziato con la nuova villa comunale, che poi è proceduto con il restauro del nuovo centro storico e la rigenerazione di Piazza Matteotti. Appunto perché parliamo di rigenerazione umana e urbana, abbiamo deciso tutti insieme di inaugurare questa nuova struttura il 21 settembre. Il 21 settembre per Palma di Montechiaro non è una data come tutte le altre, ma è una data particolare. Noi quel giorno dedicheremo questa inaugurazione a Rosario Livatino e a Giovanni Fazio. Rosario Livatino lo conoscete tutti, Giovanni Fazio è un nostro poliziotto municipale che è perito nell'esercizio delle sue funzioni. Vogliamo rispondere alle tenebre con la luce. Siamo convinti che il cambiamento, il miglioramento, la forza del bene possa esserci solo se noi creiamo cultura, se noi creiamo spazi belli, spazi vivibili e diamo un futuro diverso alle nuove generazioni. Dobbiamo cambiare finalmente l'orizzonte e dedichiamo appunto questo nuovo faro culturale, questo nuovo faro sociale a chi ha dato la propria vita per il nostro futuro, per la difesa dello Stato, per la difesa della legalità. Palma di Montechiaro non si ferma, va avanti senza sosta in questo davvero cammino di nuova vita. Viva Palma di Montechiaro!